Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Il cadavere di un 85enne di Paceco è stato rinvenuto oggi nelle campagne di Sciacca all'interno di una scarpata. Il corpo giaceva a poca distanza dalla propria auto, una Fiat Punto rimasta impantanata nel fango. Il decesso sembrerebbe di origine naturale, forse dovuto a un malore. Si indaga comunque per verificare ogni pista. Giorni e ore di angosciante attesa, quelle che riguardano un giovane di 22 anni, Alex Manuguerra, scomparso lo scorso weekend in provincia di Trapani. Il soggetto in questione si sarebbe allontanato dalla sua abitazione nel quartiere Fontanelle Sud a bordo di una bicicletta da donna di colore bianco con un cestino applicato davanti al manubrio. È emersa la presenza di un'attività di spaccio in via Stella Polare del quartiere San Cristoforo. I carabinieri hanno monitorato la zona e individuato un 21enne alla guida di uno scooter che si era diretto in via Belfiore. L'atteggiamento da parte del giovane ha insospettito i militari che hanno deciso di seguirlo, ma quest'ultimo, accortosi della loro presenza, ha accelerato la marcia del suo veicolo tentando di occultare la droga negli slip. Nonostante un tasso di inflazione nei primi 6 mesi dell'anno al 10,4% rispetto all'8,9% della media nazionale, in Sicilia l'economia corre di più rispetto al paese con tutti gli indicatori di segno positivo: occupazione, liquidità delle imprese e credito alle famiglie. Il PIL dell'isola a giugno 2022 fa segnare più 5,8%, leggermente superiore al totale nazionale. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.